Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Bentrovati ad un nuovo spazio di approfondimento sui 97.500 MHz di Radio Veneto 1 e sui nostri canali video. Benvenuto e grazie di essere con noi al nostro ospite, il senatore Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo. Con lui affronteremo alcuni temi in primo piano sull'agenda del governo e del paese e delle misure che si stanno mettendo a punto. È notizia di queste ore di una brillante operazione dei finanzieri di Treviso. Ritengo sia corretto che lei dia la sua... Sì, li ho anche già ringraziati, ho telefonato al comandante Serena, mi sono congratulato per questa veramente brillante operazione perché consentirà di far risparmiare agli italiani tramite la bolletta 800 milioni di euro, quindi veramente tantissimi soldi, quindi veramente un ringraziamento sentito alla Guardia di Finanza di Treviso e alle altre guardie di finanza che si stanno attivando, perché il comandante Serena mi ha detto che non è finita qui, la truffa che hanno scoperto potrebbe avere ulteriori diramazioni in altri punti del paese, è un po' a macchia di leopardo. Praticamente ci sono stati una serie di imprenditori chiaramente scorretti che hanno falsificato fatture cartacee, e questo è il punto a cui volevo arrivare. Queste fatture servono per dire che si sono eseguiti dei lavori che danno accesso a delle agevolazioni dal punto di vista energetico. Tecnicamente si chiamano certificati bianchi o titoli di efficienza energetica. Quello che importa è che sono pagati da tutti noi, da tutti voi, con le bollette elettriche, e quindi aver risparmiato questi 800 milioni sarà un risparmio in bolletta. Ma il punto su cui volevo arrivare, e che mi è stato confermato proprio dalla Guardia di Finanza, è che queste truffe sono state possibili, o meglio facilitate, dal fatto che le fatture erano cartacee, e quindi la decisione che è stata presa qualche mese fa di implementare la fatturazione elettronica, che noi da sempre diciamo è uno strumento per combattere l'evasione e le truffe, si dimostra ancora una volta reale. Tant'è vero che lo stesso comandante mi ha detto sì, la direzione giusta è quella della moneta elettronica, è quella delle fatturazioni elettroniche, perché rendono più difficili le truffe. Nel momento in cui noi abbiamo dei database che si possono incrociare automaticamente, perché questo è il bello naturalmente delle tecnologie e dei computer, che non occorre per forza che ci sia una persona fisica che faccia dei controlli manuali, ma ci possono essere questi programmi, quindi in buona sostanza i computer, che fanno questi controlli in automatico. Faccio presente che questa truffa ha riguardato 3.900 operazioni, per cui non parliamo di un'operazione, parliamo di 3.900 operazioni false perché le fatture cartacee erano proprio false, stampate in maniera completamente fasulla. Quindi un ringraziamento veramente speciale a tutte le forze di polizia, in questo caso in particolare alla Guardia di Finanza, e un auspicio che continuino in questo lavoro che serve per riportare legalità. Ricordiamoci che l'evasione fiscale in Italia cuba, si pensa, dai 100 ai 150 miliardi, quindi nel momento in cui noi andiamo a rendere sempre più difficile la vita ai truffatori e agli evasori, ecco che sono tutti soldi che tornano alla collettività. Quindi grazie alla Guardia di Finanza e buon lavoro, continuate così. Possiamo ringraziare il senatore Gianni Girotto, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo. Siamo anche a ringraziare voi che ci avete ascoltato, e l'appuntamento è ad una di queste nostre prossime pillole. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.